Condannato solo per il favoreggiamento, assolto invece dalle accuse di truffa, falso ideologico e frode processuale. È arrivata a sentenza la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il professor Massimo Montisci, ex direttore dell'unità di medicina legale di Padova, condannato a 2 anni per favoreggiamento nell'ambito del processo sulla morte di Cesare Tiveron, 71enne padovano morto in un incidente stradale nel settembre del 2016 mentre con il suo scooter stava percorrendo via Gattamelata a Padova. L'anziano è stato centrato in pieno dalla vettura dell'ex manager della sanità veneta Domenico Mantoan, che stava uscendo dalla sede dello IOV. Alla guida c'era il suo autista. Secondo l'autopsia eseguita dal professor Montisci, il 71enne era stato ucciso da una lesione aortica non provocata dallo scontro con l'auto, ma un disseccamento dell'arteria provocato da un infarto. La famiglia di Tiveron si era sempre opposta a questo responso e aveva iniziato la battaglia legale, da cui una lunga vicenda giudiziaria con il medico che si è difeso sostenendo la bontà del suo operato, fino alla condanna per favoreggiamento e il pagamento di 25.000 euro a ciascuno dei familiari della vittima dell'incidente.